Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Allora siamo pronti? Sì, siamo pronti anche questa settimana ad iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Ciao a tutti, io sono Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno ascoltatori. Come va? Tutto bene? Sì. Bene. Siamo un po' raffreddati, sai che adesso c'è la psicosi che se c'hai un po' di tosse ti guarda male. Sì, se poi c'hai un po' di tosse, sei anche asiatico. La frittata è fatta. Ecco. Vabbè, comunque, dopo ne parliamo. Allora, benvenuti, dicevo, questa è Made in Polesine su Diva FM, Radio Colbero Vigo e Made in Polesine Web TV. Adesso subito andiamo a leggere velocemente i titoli, perché siamo un po' di fretta, perché siamo arrivati proprio all'ultimo istante. Siamo affannati. Ci dobbiamo un po' preparare. Allora, primo titolo: Amazon al via le assunzioni. Ehi là, però. Bando per la cultura a Rovigo. Poi coronavirus, questo sconosciuto. Questo è un tema molto, molto sentito in questi ultimi giorni. Portotolle investe sul turismo. E poi Madonna del Vaiolo, 134 anni e non sentirli. Però 134 anni è una bella... Dopo ne parliamo, certo. Dai, allora ci sentiamo, brevissima pausa, torniamo per iniziare Made in Polesine. E allora, eccoci qua, siamo pronti ad iniziare con il primo argomento di oggi. Parliamo di questo grosso colosso a livello oramai mondiale, Amazon, al via le assunzioni. Allora, che dire, sappiamo, ne abbiamo parlato, che a Castel Guglielmo Barra San Bellino stanno facendo questo grandissimo magazzino di Amazon che impiegherà a regime 2000 persone nei picchi di lavoro 2400, quindi è una grandissima occasione per la nostra provincia. E ne abbiamo sottolineato l'importanza, anche qualche problema che potrà creare, però sappiate che adesso è il momento di chiedere di essere assunti, però è un'assunzione attraverso il sito di Amazon. Questo qua era una comunicazione di servizio, quindi controllate e vedete se siete interessati a questa grossa opportunità. Ricordiamo Castel Guglielmo, noi siamo del Basso Polesine, Castel Guglielmo San Bellino più o meno è all'altezza di Badia, proprio al confine con la provincia di Verona e di Padova e anche di Mantova tra l'altro, e quindi sarà una grossa importante occasione. Ripetiamo, bisognerà appunto controllare nel sito, perché la gestione delle assunzioni sarà fatta direttamente da Amazon, esclusivamente da loro, è proprio sul sito, quindi non c'è altra maniera, insomma, per poter fare le assunzioni, o la richiesta di assunzione. Abbiamo sentito le polemiche su Amazon, visto qualche servizio televisivo molto fatto bene. Da una parte c'è che Amazon, con tutti questi miliardi di cose, veramente miliardi di pacchi che girano per tutto il mondo, è una delle aziende che più inquinano. Quindi qua, perché l'hanno fatta a Castel Guglielmo? Perché dietro Amazon c'è il più grande parco fotovoltaico d'Europa, quello di San Bellino. Quindi anche qua, come sempre, gli americani hanno una marcia in più, perché hanno col politicamente corretto sono molto più furbi di noi. Ecco, che dire, ripetiamo, è una cosa molto importante. Qualcuno aveva sollevato il problema della viabilità, e questo qua sarà sicuramente un problema, perché questo magazzino con 2000 persone sicuramente centinaia e centinaia di ci sarà un bel via vai, diciamolo. Però io ho visto un programma che era su un programma di Rai 3, che facevano vedere che l'ultima catena del servizio Amazon, cioè tu vai quando ordini su Amazon non vedi nessuno, cioè vai su internet, tracchi, ordini, l'unica persona che vedi è quello che te lo consegna, e quelli che te la consegnano stanno lavorando veramente a ritmi preoccupanti, forsennati, a rischio e tutto, e prendono molto meno. Che dire, anche qua bisognerebbe ricontrollare. Allora ripetiamo, grossa occasione, grossa opportunità. La nostra provincia, con questa da una parte nell'Alto Polesine, Basso Polesine con la pesca eccetera, in teoria dovrebbe avere grandi vantaggi rispetto ad altre province anche vicine, certo, e questo ci stiamo. Però i sindacati dove sono? Cioè, quando i padroncini si lamentano che devono fare 150 consegne al giorno e devono girare come dei forsennati per portare a casa i 1.500-1.600 euro al mese, cioè i sindacati, per chi lavora per conto loro, non c'entrano? No, assolutamente no. Assolutamente e questa è la cosa. E poi
gli orari dei dipendenti sono controllati, i sindacati su certe cose chiudono gli occhi. Ma questa è un'altra storia, chi siamo noi? Esatto, questo non è l'argomento, non è il nostro titolo, insomma, ecco, non è il nostro titolo, però ecco, di riflesso, insomma, qualcosa abbiamo toccato. Perché secondo me i sindacati sonnecchiano su molti settori. Ma chi sono io per dirlo? Vabbè. Ok, Ci fermiamo. Breve pausa, torniamo tra pochissimo. E siamo rientrati come sempre in diretta su Diva FM, Radio Colbe Rovigo, Medi Polesine Web TV, e adesso siamo pronti ad affrontare il nostro secondo titolo di oggi, Bando per la cultura a Rovigo. Ecco, c'è un bando per la cultura a Rovigo per il maggio rodigino, è aperto a tutte le onlus, le associazioni eccetera, ed è da presentare la domanda fino all'8 marzo. E quindi questa qua è una comunicazione che vi diamo, e ci fa piacere appunto sottolineare che c'è questa opportunità. Perché ne parliamo? Prima di tutto perché è una bella occasione, visto che ci sono problemi economici per tutti, chi fa associazionismo sa che in questo momento qua attingere a soldi pubblici è fatica, B, trovare sponsor è ancora più fatica perché le aziende sono tutte massacrate, e lo sappiamo anche noi, e non ce la fanno più. Esatto, e chi fa pubblicità, chi sa quanto in questo momento è difficile e trovarlo. Però anche qua voglio far partire una piccola polemica. Dai. Allora, bando per la cultura, ok, facendo un piccolo sondaggio, io lo dico ogni volta, sono di Taglio di Po, tu sei di Portoviro, a Taglio di Po per esempio ci sono 7, 8, forse 10 associazioni culturali. Sì. Niente da dire, hanno il mio massimo rispetto, però per contro ci sono pochissime associazioni sociali, perché a Taglio di Po per esempio, che sappia io, c'è solo Foglie Vive e Officine Sociali, appunto, che sono due associazioni, una che cerca di dare una mano alle famiglie più economicamente più indietro, più svantaggiate, e l'altra invece per sostenere gli ammalati di Alzheimer. Ecco, è molto più facile probabilmente fare associazioni culturali tipo i cori, tipo esatto, sì, ci sono meno problematiche. Forse bisognerebbe tanto educare le persone a collaborare, perché poi per esempio sul sociale, mi riferisco all'Alzheimer, visto che abbiamo massima stima di officine sociali della nostra amica Marinella Mantovani e tutti i suoi volontari eccetera, però siccome la nostra società è una società che sta invecchiando sempre di più, sì, secondo me bisognerebbe veramente sottolineare il fatto che c'è bisogno di gente che anche giovani possono dare una mano a quelli più anziani, cioè non è che quando poi uno diventa anziano e ha dei problemi fisici e anche mentali sia da scartare. Questo qua ha un suo passato, che cioè, il nostro benessere è in funzione di quello che hanno fatto loro prima. Questo è poco ma sicuro. Quindi bravi e complimenti anche a Rovigo per questo bando eccetera, ma tutti i bandi che ci sono per attività culturali, però secondo me bisognerebbe trovare un meccanismo interessante per far intervenire le associazioni anche nel sociale. E quindi qua sottolineo il fatto, visto che sono tagliolese, bravi agli amici di Foglie Vive e bravi a Officine Sociali. Vabbè, certo. Questo è sicuramente una nota positiva. Ecco, noi partiamo dai link, abbiamo parlato di una cosa importante e poi deviamo. È come sempre scivoliamo da un'altra parte. Vabbè, scusateci, ma siamo fatti così, siamo scivolosi. Ecco qua. Va bene. Allora, concluso questo secondo step, ci sentiamo tra pochissimo per continuare Medi Polesine. Ma che bello, siamo sempre in diretta e siamo sempre pronti a continuare la puntata di oggi di Medi Polesine. E adesso altro titolo molto importante, molto di attualità purtroppo, diciamolo, coronavirus, questo sconosciuto, che insomma un po' di preoccupazioni. Allora, fondamentalmente se non avessero chiuso 4-5 città da 11 milioni di abitanti, forse, siccome poi dopo sembrava che fosse una influenza un pochino più forte delle altre, ma però quando vedi che una città da 11 milioni di persone chiude, quando vedi che altre città di altrettante portata chiudono, cioè proprio si bloccano, vuol dire che la cosa forse noi non ci raccontano quello che è vero, come sempre. Allora, intanto
siamo anche un po' radio di servizio. Nel nostro siamo proprio Vabbè, insomma, due mascalzoni, però fondamentalmente siamo anche radio di Anche servizio. mascalzoni siamo. Sì. Dai. Allora, il vademecum del coronavirus, come si trasmette? Si trasmette per via respiratoria, ma solo a distanza ravvicinata a meno di 1 metro, quindi io sarei già a rischio. Ma perché lo fai contrario? Tu c'è la tosse. Potrebbe essere il contrario. È vero. Quali sono i sintomi? La febbre, tosse con difficoltà respiratorie, nei casi più gravi polmonite e insufficienza renale. E poi prevenire il contagio, lavarsi le mani con cura, con il sapone per almeno 40 secondi, tossire e starnutire coprendosi la bocca con il fazzoletto, non con le mani, mangiarne carne cotta e evitare il contatto con animali vivi. E questo è tutto il contrario di tutto. Praticamente non è che uno segue queste cose qua e non prende il virus è potente, però questo sarebbero le precauzioni sono basilari, precauzioni diciamo. basilari. Onestamente vorremmo saperne di più. Dobbiamo preoccuparci, non preoccuparci. C'è questa psicosi, adesso basta che tu sia di origine asiatica, sei già guardato male, Sì, massacrato, esatto. adesso sì. Come è successo quando c'era il rischio Ebola, ti ricordi, oppure la SARS, oppure ogni volta se scoppia un'epidemia in una determinata etnia che sia identificabile, tipo non so, in etnia nera o in etnia asiatica, ecco che addosso a loro. Faccio un altro link, come dicevo, del discorso dei link, perché un altro titolo era che sotto shock turismo e mondo del lusso, l'effetto SARS dicono è ancora lontano, però se andiamo avanti così sicuramente si sentirà. Allora, che dire? Perché sembrerebbe che dal titolo e dall'articolo che hanno detto, sotto shock turismo e mondo del lusso, loro verso di noi. Siamo noi che stiamo, che abbiamo bisogno di loro. È il contrario, tu dici, perché le nostre aziende del lusso, ma le auto, la Ferrari per esempio vende il 90%, non so il 90%, una percentuale una buona altissima sì. In Cina. Ricordiamo che in Cina ci sono 180 milioni di miliardari. In Italia ce ne sono 12, quindi fate un po' voi la proporzione, per dire la proporzione. Ecco, quindi questa è un'altra variante, visto che siamo messi bene in questo momento qua economicamente. Dai, insomma, per esempio Venezia, il turista quello che spende di più non è l'americano come abbiamo sempre pensato, o il russo come era nell'immaginario fino a pochi anni fa, ma è il cinese. Quindi vabbè. Quindi cerchiamo di risolvere, anzi cercate voi di risolvere questo problema, raccontateci la verità, se avete chiuso una città di 11 milioni di abitanti forse non è proprio così una semplice influenzona, è qualcosa di molto più importante, se vogliamo. Ok, comunque monitorate tutti, se c'è uno che ha tosse pregategli di mettere la mano davanti quando tossisce, è un'altra bella abitudine qua da noi che si tossisce davanti a chiunque e vai così. Sì. No. Vabbè. In questo periodo poi trovare gente che non tossisce è una cosa. Bravo. Adesso insomma, o bene o male, per un motivo o per l'altro, insomma, la tosse la fa da padrona, insomma. Comunque io stesso sono vittima in questo periodo. Davvero? Sì. Molto preoccupato. Dai, allora, ok, abbiamo concluso anche questo titolo. Noi ci assentiamo come sempre per una brevissima pausa. Allora siamo rientrati e siamo pronti come sempre a continuare Made in Polesine di questa settimana. Questo è il penultimo titolo che andiamo ad affrontare, però, insomma, siamo quasi alla fine, purtroppo ahimè. Allora parliamo di Porto Tolle, investe sul turismo. Allora c'era un articolo sul giornale di mercoledì che il sindaco Pizzoli illustra i lavori eseguiti come la strada della Sacca di Scaldovari per le scuole. C'è un progetto per rendere Boccassette più accessibile, nonostante il taglio di 91.000 euro, grazie ai contributi stiamo effettuando varie opere. Questo qua è le parole di Pizzoli. Allora, che dire, innanzitutto che sappiamo quanto è importante il turismo e quanta vocazione turistica abbiamo in questo momento. Abbiamo parlato della riconversione della centrale di Polesine Camerini, abbiamo parlato che c'è un turismo da seguire anche per quanto riguarda turismo turistico, sportivo, podisti, ciclisti, eccetera. Però dopo c'è oltre questo anche un altro bel progetto che è questo.
Abbiamo assegnato la gestione delle oasi di Albanella a Polesine Camerini, ci stiamo muovendo per procedere pure alla gestione di Volta Vaccari, 2 ambienti naturali straordinari. Infine abbiamo avviato la messa in sicurezza di Palazzo Camerini e stiamo facendo dei ragionamenti per dare una collocazione consona al Museo della Civiltà Contadina. E quindi anche qua un bel progetto che io avrei trovato l'oasi invece di chiamarla Albanella, magari l'avrei chiamata in un'altra maniera. Perché così? Perché ci assomiglia al Barella. Ah, vabbè, è facile confondere le due cose, anche se sono molto diverse effettivamente. Sono molto diverse, ecco, magari. Però, dai, sì. Vabbè, ma questa è l'altra storia. Sì, dai, vabbè, quindi bravi a Porto Tolle, bravo. Ecco. E faccio una piccola polemica. Ma sì, ma ci vuole, dai. Secondo me, lo sviluppo turistico del Polesine non deve essere circoscritto a questo o quel comune, tipo Porto Tolle da una parte e tipo Rosolina dall'altra. Secondo me ci dovrebbe essere un consorzio di tutti i comuni, magari c'è, adesso magari dico una cosa e c'è questo progetto, però ecco, se ci sono dei contributi da spendere devono essere spesi in comunione con tutti i comuni del Delta, perché uno sviluppo del Delta sicuramente porta a uno sviluppo di tanti paesi, da Papozze in giù, da Adria in giù. E come sempre poi lavoriamo a spot, ognuno pensa ognuno per il cavolo suoi. Questa qua è una mia piccola Sì, no, come abbiamo già detto, non si fa squadra, non c'è collaborazione. Sì, non si fa squadra, ogni comune procede con le proprie iniziative. Secondo me è un progetto presentato da 5-6 comuni, ha una valenza economica da una parte, ma anche importanza dal punto di vista di sostenibilità, rispetto a un sindaco come Pizzoli, bravissimo, che però deve trovare ogni volta nei gangli dell'amministrazione i 1.000 euro per sistemare una strada. Ecco. Vabbè, è un progetto un pochino più equilibrato. Magari c'è, adesso magari stiamo dicendo delle cose che i fatti li hanno superate, però da quello che vediamo non c'è una grande sinergia. No. Vabbè. È finito. A posto. La mia reprimenda è finita. Hai finito così proprio di botto, sembra dovessi aggiungere qualcos'altro. No, a posto così. Allora, dai, ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. Ultimo titolo, parliamo a questo punto della Madonna del Vaiolo, 134 anni e non sentirli. Allora, lunedì 134 anni sono tanti. Lunedì, a parte che sembra, tanti e anche pochi, perché vabbè, insomma, una manifestazione che si ripete per 134 anni e insomma, non è da tutti. Allora, spieghiamo cos'è. Sì. Lunedì 27 gennaio, come ogni anno da 134 anni a questa parte, c'è la processione della Madonna del Vaiolo a Taglio di Po. Cos'è la Madonna del Vaiolo? Leggiamo la storia ricavata dal portale del comune. A cavallo degli anni 1886-1887, Taglio di Po subì una drammatica battuta d'arresto a causa di un'epidemia di vaiolo che in poche settimane colpì la metà della popolazione, mietendo molte vite umane. Il 27 gennaio 1887 fu deciso di portare in processione per le vie del paese la statua della Madonna della Salute. Da quel giorno il morbo regredì, i contagiati guarirono e ogni anno l'evento viene ricordato dai tagliolesi con una solenne processione della statua miracolosa ridenominata Madonna del Vaiolo. E questa è la storia. I fatti sono che nonostante il mondo sta cambiando e sta andando a 2000 all'ora, a Taglio di Po ogni 27 gennaio si ferma 4-5 mila persone, forse meno, forse più, come più o meno io che seguo questa processione da quando sono nato, faceva anche il paggetto, sì. E quindi è molto sentito dai nostri. C'è una grossa partecipazione, insomma, c'è una grossa partecipazione, poi c'è proprio questa amore verso la nostra Madonna, appunto Madonna del Vaiolo. Speriamo che queste ricorrenze, queste cose si continuino nel tempo. Onestamente non c'erano, a parte i bambini, non c'erano molti giovani 18-35, sì. Anche perché poi erano lunedì, la gente poi lavora pure. Esatto, sì. Però ecco, è una tradizione che secondo me deve essere conservata, sentita. Una cosa che mi sono sempre chiesto: come mai Taglio di Po non è diventata una chiesa di culto mariano? Praticamente tipo Fatima, visto che
Visto che qua insomma si parla di miracolo, anche se però la Chiesa non si è mai sbilanciata, non ha mai detto che è stato un miracolo, e però nella tradizione nostra si è sempre gridato il si è miracolo, sempre gridato il miracolo. Sì. Quindi questo qua magari è una domanda che chiederemo quando incontreremo il parroco o qualcosa. Tra l'altro c'era il nuovo parroco, per il primo anno ha presieduto, e c'era il vescovo di Chioggia e tanti religiosi. Bella manifestazione, a noi tagliolesi sta nel cuore e speriamo si continui a celebrarla. Beh, è una cosa insomma che non fa male a nessuno, diciamo. No, vabbè, dopo sai, è un momento, è una tradizione, è un momento conviviale importante, la comunità si ritrova, e bella. Bene, allora, questo era l'ultimo argomento di oggi. Noi ci sentiamo tra pochissimo per concludere la puntata di oggi di Medipolesine. Al momento siamo veramente in conclusione, quindi adesso noi vi salutiamo, vi ringraziamo del vostro gentile ascolto, però non prima, sapete che noi proprio in coda abbiamo sempre qualcosa da ricordare. Ecco, cosa vogliamo ricordare? Questa nuova trasmissione? Allora, ricordiamo che in collaborazione con Radio Diva, che è il media partner per eccellenza di tutto il mondo, e Prima Free faremo un programma che si chiama Karaoke Club, perché praticamente facciamo dei filmati sui locali che fanno karaoke in tutto il nostro Polesine, anche zona di Chioggia, eccetera. Ce ne sono parecchi. Ce ne sono parecchi, ma poi soprattutto ci sono tanti cantanti bravi, che a noi fa piacere estrapolare. Ogni locale, ogni locale c'è un artista, anche due a volte capita, si sente quello che insomma che è un po' più sopra alla media. Io non mi cimento neanche, però il nostro Leandro Maggi è bravissimo. Ti voglio bene. A me piace molto cantare, però sappiate che anche lui c'ha qualche idea. Un giorno ne parleremo. Performance. Un giorno ne parleremo, perché anche il buon Davide Stefanelli Milan ci sta muovendo. Abbiamo sempre la pentola in ebollizione. Dai. Beh, con questo abbiamo veramente concluso. Vi ringraziamo, naturalmente ringraziamo Radio Diva, Radio Colbero Vigo e Medipolesine Web TV, che ci trasmettono tutte le settimane, e da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon fine settimana. Ci sentiamo la prossima, ovviamente, il nostro classico countdown: 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.